Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati anche quest'oggi. Affrontiamo un tema che è molto importante, richiede una grande sensibilizzazione. In realtà la problematica la viviamo costantemente tutti quanti noi che siamo residenti nel territorio veneto oppure nel territorio padovano, Padova e limitrofi. Parliamo di consumo di suolo e cosa implica, cosa comporta in un momento particolarmente delicato di cambiamenti climatici, quando si propugna a varie voci anche da parte naturalmente della scienza che è necessario tutelare il nostro ambiente, è necessario porre grande attenzione agli equilibri che ci possono essere, agli eventuali squilibri, che è necessario far sì che non si creino squilibri tali da creare dei dissesti idrogeologici. Insomma, ci sono tante variabili in gioco. Anche l'agricoltura fa sentire più volte la propria voce. Questo è un tema molto importante, di questo parleremo con il nostro ospite in studio, il presidente di Legambiente Padova, Piero De Candia, ben arrivato qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siamo collegati via Zoom con Sandro Ginestri, presidente di Legambiente Veneto. Presidente, grazie direttore, scusi. Mi sa che ho invertito, esatto, allora... È il contrario. Esatto, il contrario, esatto, scusatemi. Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto, ben collegato con noi, Sandro Ginestri, presidente di Legambiente Padova, qui presente, scusatemi della lapsus. E con il presidente invece affrontiamo questo tema di Padova con la lente di ingrandimento, avremo un occhio di riguardo nella seconda parte. Invece con il direttore di Legambiente Veneto, Piero De Candia, vorrei affrontare l'altra questione molto importante, che è l'inquinamento atmosferico, PM10, danni gravi alla salute dei cittadini, compromissioni di vario genere. Purtroppo ci troviamo nel cuore della pianura padana, ma anche la zona lagunare non sorride. E allora qual è la situazione che andiamo ad affrontare, direttore? Esatto, come ogni anno in questo periodo inizia l'allerta, cioè la concentrazione di inquinante in atmosfera, specialmente delle polveri sottili e cioè del PM10, aumenta. Questo si traduce in un elevato rischio per la salute di tutti noi. Pensiamo che ogni anno si stimano dai dati dell'Agenzia europea per l'ambiente circa 50.000 morti premature in Italia, però l'80% di questa è in pianura padana per gli effetti dell'inquinamento atmosferico, che ha veramente una qualità dell'aria non buona, influisce nel nostro sistema respiratorio, quindi va ad acutizzare tutte quelle patologie tipiche di chi ha delle sofferenze a livello cardiorespiratorio. La qualità dell'aria nel tempo sta migliorando perché i limiti che noi abbiamo oggi sono di 50 microgrammi per metro cubo, che non si possono superare per più di 35 volte all'anno. Ecco, nel 2003 questo limite a Padova per esempio è già stato superato per ben 170 volte. Oggi con l'anno scorso 61 volte, quindi tutte le azioni che stiamo mettendo in campo per il risanamento dell'aria stanno dando i loro effetti. Purtroppo non sono sufficienti perché ancora oggi appunto ci sono oltre 50.000 morti premature all'anno, quindi serve un ulteriore un'ulteriore velocità nel mettere in campo azioni che vadano a preservare la qualità dell'aria, che sicuramente non viene aiutata dalla situazione orografica della pianura padana. Cioè noi abbiamo le Alpi a nord e gli Appennini a sud, siamo in una sacca per cui l'inquinamento stagna. Diversa è la situazione della costa, dove
a Venezia c'è anche un forte patto di inquinamento derivante dal traffico marittimo e aeroportuale. Ecco, mi richiedo una cosa, direttore, perché oltre alle polveri PM10, di cui bisogna stare particolarmente attenti, con le conseguenze e ripercussioni anche eclatanti di cui lei ci ha citato, dati testuali riportati, abbiamo le polveri sottilissime 2.5, PM2.5, anche per queste siamo fuori legge. È prevista anche una sanzione per il perdurare di questi sforamenti, di queste polveri, e soprattutto di che cosa si tratta, cosa stiamo parlando? Allora, le polveri PM2,5 sono 4 volte più sottili del PM10, quindi sono delle particelle che nell'aria arrivano direttamente nei nostri polmoni e queste quindi sono più nocive ancora rispetto al PM10. Oggi il limite che abbiamo è di 25 microgrammi per metro cubo di media annuale di queste polveri. Secondo l'OMS questo limite dovrebbe scendere a 10. Consideriamo che noi in media in Veneto ne respiriamo 28 microgrammi su metro cubo circa, quindi sono polveri ancora più sottili, ancora più nocive, però le fonti da cui arrivano sono molto simili a quelle del PM10 e anche le percentuali di posizione sono molto simili. Il PM2 e mezzo arriva prevalentemente da traffico e agricoltura, mentre il PM10 arriva anche dalla biomassa, quindi dalla combustione della legna come fonti principali, ecco. Certo, però queste concentrazioni, almeno dati che avevamo a disposizione, lei mi dirà se è così oppure no, soprattutto di PM10 e anche di polveri sottilissime, non sono cambiati in modo rilevante durante il periodo famoso del lockdown, in cui non si vedeva traffico veicolare se non rarissimo e tutti pensavano che la situazione dell'ambiente sarebbe migliorata, ma forse non è stato così. È quindi il dito puntato contro il traffico con tutti i provvedimenti che questo comporta, quindi transizione energetica, macchine elettriche, oppure tutto sommato, anche dovesse cambiare in questo senso, anche se siamo molto indietro con l'Italia, non cambierà molto per l'ambiente? Allora, sì, allora torno un attimino allo studio che cita, in quanto anche molti sindaci che a nostro avviso non hanno così a cuore la salute dei cittadini lo usano ed è uno studio di ARPA in cui si dice come nel 2020, periodo anno del lockdown, gli sforamenti sono stati maggiori rispetto agli anni prima e agli anni dopo. Allora, è vero che in quell'anno gli sforamenti sono stati maggiori, è vero che nella prima parte dell'anno, cioè fino a fine febbraio, il numero di sforamenti è stato altissimo ed è anche vero che si è ridotto il traffico, ma si è aumentato moltissimo il riscaldamento domestico, proprio perché eravamo a casa. Quindi la diminuzione, il beneficio che il traffico ha dato alla qualità dell'aria è stato in qualche modo vanificato dalla quantità di riscaldamenti accesi, oltre poi ad un fenomeno molto particolare fisico, quindi c'è una polvere che arrivava dall'est
Europa. E si è soffermata proprio nella pianura padana. Purtroppo quando l'inquinamento arriva in pianura padana, qui si ferma e l'unica speranza è quella della pioggia. Assolutamente, perché, ecco, infatti tanti si chiedono, ma noi dobbiamo provvedere a ridurre il traffico veicolare, appunto fare questa conversione delle auto elettriche, vabbè, senza avere i presupposti infrastrutturali per poterlo poi supportare, quando in altri paesi, appunto lei ha citato l'Est Europa, portiamoci tanto verso Est, e comunque anche basta arrivare verso Europa, perché sappiamo che una guerra come quella in atto tra la Russia e l'Ucraina sta provocando un inquinamento dal punto di vista ambientale altissimo, poi ci provoca invece, ci vanificherebbe qualsiasi tipo di sforzo, ed è un dato di fatto. Quindi tanti soldi, tanti investimenti per avere un danno in termini economici e anche ambientali. Allora, abitare in pianura padana vuol dire avere molto da questo territorio. Penso sia una delle zone più fertili e e migliori al mondo, a livello di condizione climatica. Questo però purtroppo ha anche degli effetti, delle controindicazioni, che è quella dello smog. Per cui noi dobbiamo essere molto molto attenti a ridurre le nostre emissioni, a mantenerle bassissime, in quanto siamo soggetti anche da inquinamento esterno. Comunque la maggior parte dell'inquinamento che si trova in pianura padana è prodotto dall'attività antropica della comunità che abita in pianura padana. Certo, quindi particolare attenzione, perché se da cosa aggiungiamo cosa poi il sistema non regge, la nostra salute ne trae danno. Che cosa chiedereste voi? Siamo vicini alla pubblicità, quindi so che dobbiamo congedarci con lei, non dalla tematica che andremo a esprimere con il Presidente, ma voi come Lega Ambiente Veneto cosa chiedereste? Cosa ritenete necessario fare? Sì, allora è importante che si continui nella strada del rigore, e cioè delle limitazioni, e però anche dell'innovazione. Cioè necessaria un'innovazione ed un investimento molto ampio per ciò che riguarda dei settori che spesso non si sentono direttamente collegati, come per esempio l'agricoltura, che è responsabile di più di un terzo del PM10 che abbiamo in atmosfera. Quindi vanno limitate gli sversamenti di liquame nei periodi di allerta proprio, oppure vanno incentivati impianti come di gestori cerovici per il trattamento dei liquami, che possono prevenire appunto l'emissione di ammoniaca in atmosfera, che è poi un precursore da cui si ricava il PM10. Altre due cose importanti sono l'efficienza energetica negli edifici, quindi la riduzione dei consumi ed il potenziamento del trasporto pubblico, quindi la riduzione dell'utilizzo delle auto geotermiche il più possibile. Che qui a Padova non siamo messi così bene, ma poi magari ne parliamo col Presidente di Padova. Allora, grazie Direttore, è stato gentilissimo, noi dobbiamo salutarla, la ringraziamo della sua disponibilità, quindi ci congediamo con il Direttore dell'Ambiente Veneto, Piero De Candia, e con voi invece andiamo in pubblicità, restate sul canale 19, perché continuiamo a parlare, stavolta parleremo di consumo di suolo nel territorio di Padova e provincia, anche se è un problema che poi è esteso a caratura regionale. Tra poco.